Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Nella pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, il cavallero misterioso cerca la bellissima donna che ha visto sul giornale. Sode un grido nella pampa. Carmencita abita qui? No, ha traslocato. Dove la donna? Carmencita sta in paese. Non lo so, son genovese. Cavallero? Cerca uova? Ma che uova! Carmencita non si trova. Dove la donna? Carmencita, dove sta? Sono le 5, vado a casa. Salta fuori, bambolino, o ti buco il finestrino! Carmencita, dove sta? Oh, si calmi, sono qua. Carmencita, qui impiegata. Da 3 mesi l'ho cercata. Ma perché, oh cavallero? Lei per me è un forestiero. Io già l'amo alla follia. Si licenzi e venga via. Pazzo, l'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista. Amore, quell'uomo son me. Oh yeah, 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 oh yeah. Paulista, amore mio! Caffè, Paulista. Che profumo! Sì, il caffè Paulista è molto profumato perché non si vende così, ma solo in lattine sottovuoto che lo proteggono dall'aria. Il caffè Paulista anche macinato costa solo 270 lire letto e la lattina non si paga. Caffè Paulista. E alla domenica miscela la pazza, che sempre musica è. E quale maniera migliore noi abbiamo per iniziare la mattina alle ore 10 con il nostro Auto da Fè del giovedì, ovvero con Max Del Papa, che spero che abbia apprezzato questa, diciamo così, finissima allusione di carattere geopolitico in chiave woke, post-woke, che abbiamo voluto fare stamani con Caballero e Carmencita immortali. Dico bene, Max, o no? O hai qualcosa da eccepire? No, io ho le lacrime. Spiegaci il perché, Max, così ci facciamo una bella chiacchierata. No. Per la commozione. È bellissima, no? Io, cioè, sono lì davanti alla televisione in bianco e nero, da bambino, che guardo Paulista. Non mi aspetto ancora tutto quello che la vita mi riserva. Ho ancora 10 anni. È bellissimo, anch'io mi ricordo che lo zio Nico aveva i baffi e quindi si faceva bello di questa scenetta qua. Il mio uomo è un uomo in vista, alto, bello e col baffo che conquista. Ed io ero un bambino di 6 anni, 7 anni, giù di lì. 7, 8, 9. Io non lo so, penso che ci siamo persi tutto. Perché, Max? Perché da quello che mi ricordo non erano tempi facili. Io poi c'avevo Mister Chiavata. Però non lo so, c'era come una, non voglio dire ingenuità, ma nella pesantezza del piombo c'era una leggerezza, cioè diventava una cosa bella anche Paulista, anche sta pubblicità. Non lo so, mi pare che ci fossero margini ancora per l'entusiasmo. Ma io in questo tempo non vedo entusiasmo. No, ma ecco, stavo per dire, credo, avendo vissuto anch'io quei periodi là, essendo stato bambino negli anni 70, diciamo, a cavallo tra i 60 e i 70,
e ragazzino, diciamo che c'era in qualche modo ancora il senso di un futuro, no? Tu potevi ancora cercare di arrabattarti magari, ma costruire un futuro, ma fare qualcosa, guardare il futuro, impegnarti, aveva un senso. Oggi mi pare che si sia un po' persa questa dimensione di futuro, no? Perché è un sopravvivere. Dici, speriamo di cavarcela, di stare in piedi, di tirare in là, di farcela, non chissà che È cosa. Se non proprio- appartieni a qualche camarilla, a qualche cricca, a qualche circolo paramafioso, diciamo, nel quale poi però ti devi sdraiare completamente, devi essere servo, non devi farti più domande, devi spegnere il tuo cervello e tante altre belle cose, no? Mi pare un po' così. Io, guarda, non avrei mai immaginato di vivere e lavorare come ci siamo trovati, di arrivare a 60 anni a dover stare attento. Faccio solo un esempio, Mm. dover stare attento a dire che, non so, Vladimiro Guadagno è la signora Luxuria, che se io scrivo che Vladimiro Guadagno per l'anagrafe è il signor Vladimiro, un giudice mi condanna. E io devo dire che la signora Luxuria, Miss Luxuria, è stata proposta per la madrina dell'anno santo. Perché anche questo, no? Lei è la madrina, cioè la Madonna dei trans, che non è neanche un trans, è uno che si veste, è operato, non è niente. E io sono veramente affaticato di vivere in questa cosa. Vivere, cioè mi hanno violentato la testa, mi hanno violentato la verità, mi hanno violentato i pensieri, mi hanno violentato l'onestà, la sincerità. Io devo mentire per poter parlare. Devo dire che uno che si mette una parrucca e corre con le donne è una donna che corre con le donne. E questo è veramente... E poi c'è questa cosa, cioè non ci stupisce, non è che non ci stupisce, non ci interessa più niente, non ci diverte più niente. Mm. A me una cosa come Carmencita, Amore mio, divertiva, se ne parlava, non lo so, adesso di che dobbiamo parlare nella metro, ai bar? Dobbiamo parlare di cosa? Del vaccino, di Speranza che fa un protocollo e poi dice no, non l'ho fatto io, sono stato di Novax, oppure di Fedez. Mm. Oppure di che va coi questa, messaggi da oppure porca. di questa signora di cui ti sei occupato anche tu. Ma adesso butto dentro da Carmencita alla Vipera, il salto è enorme, no? Però Ecco, anche questa cosa qua, mm. anche questa cosa qua. Allora, c'è questa tipa ha 4 condanne, 29 precedenti di polizia, ruba le case per darle a se stesse o ai suoi compari, è sotto processo in Ungheria per l'accusa di tentato omicidio nostra, cioè avrebbe sprangato 2 che passavano ritenuti nazisti così e li ha quasi ammazzati con un comando, vero non vero, e comunque è stato in galera e la fanno europarlamentare. Commissione casa. E questa qui che ha tutta la vita rubato le case altrui, l'hanno messa nella commissione casa. Io devo occuparmene. Ha fatto un libro. Io scrivo di questo libro. Già è incredibile. Poi mi trovo il padre che insomma mi dice, il padre di una pregiudicata composizione di sinistra estrema, ma oltre l'anarco-insurrezionalismo, no? Una che va al centro sociale a Scatasuna, che è un covo dei delinquenti, e dice bisogna fare la lotta con qualsiasi mezzo a Giorgia Meloni, rievoca certe forme di guerriglia. Io scrivo di questa qua e il padre di una di estrema sinistra contro il capitale mi dice che io sono un poveraccio, uno che non ha soldi e uno invidioso per il suo successo. E qui veramente... Ora è chiaro che a questi personaggi non rispondi, però qui veramente tu il padre ti scrive così, no? Questo poveretto di Max del Papa
che cerca di barcamenarsi con la penna, scrivendo su giornalucci di basso lignaggio, ovviamente invidioso che il libro di Ilaria Salis sia pubblicato da Feltrinelli. Sono degli esserini che vivono di queste cose. Chi va su X, sul profilo di questo signore, lo trova. Il problema è che poi è stato seppellito da centinaia di risposte che lo hanno annichilito quest'uomo, no? Gli hanno detto tu devi portare rispetto per uno... Questo lo so adesso da te, perché io mi sono ben guardato da andarci. No, ti giuro, io poi mi sono andato per curiosità naturalmente a guardarlo e l'hanno ammazzato, cioè gli hanno detto stai tranquillo perché questo qui è uno che scrive, che ci mette del suo, che ci mette la faccia, è una persona onesta, Max del Papa. Quindi abbi rispetto, ma io non me l'aspettavo, mi aspettavo che anche tu fossi travolto da una quantità di fango ignobile. Sono stupito anch'io. E invece ti hanno cioè l'hanno annichilito questo pover'uomo. Il poveretto forse non sei tu, Guarda, io mi hanno girato solo perché poi tu arrivi a 60 anni e dici se uno così si rivolge, cioè allora io ho sbagliato tutto nella vita. Perché è offensivo anche che certa gente, mi rendo conto, questo difende la figlia, io ho attaccato la figlia, l'attacco da una prospettiva professionale, perché bisogna pur dire, insomma, questa qui con 4 condanne, con un'accusa orrenda, è diventata una notabile, un europarlamentare. Allora io capisco poi che il padre debba difendere la figlia, però è umiliante vedere che certa gente, insomma, ho trovato, mi hanno fatto solo mi hanno comunicato solo una cosa, che uno gli ha detto ma guarda che questo qui oltretutto è malato, e questo pare che abbia detto beh io che ne so se è malato. Sì. Mi sembra un modo di ragionare veramente da una persona di 65 anni o quello che è, mi sembra veramente sconcertante, veramente desolante. Che ne so io che è malato. E poi è fatto della polemica, cioè questo è un poveraccio, mia figlia è sistemata, scrive con le case editrici importanti. Feltrinelli. Non so, mi sembra tutto... Cioè, questa qui ha fatto un messaggio dove ha detto io ero lì, mi hanno preso, mi hanno ammanettato e mi hanno infilato un bastone sfollagente nella zaino. È un'accusa gravissima. È un'accusa detta da una parlamentare europea, è un'accusa che meriterebbe interpellanze, interrogazioni, mozioni, fare chiarezza, spiegare, perché se veramente è così vuol dire che la polizia ungherese è peggio del nazismo, è una sbirraglia che incastra le persone. Però era il padre che diceva che la figlia girava con questo manganello telescopico per autodifesa. Io non ho mai visto uno che per difendersi gira con un randello. Può darsi, non ho mai visto, tantomeno una donna. Ma lì c'è una contraddizione totale. Io posso rilevarla oppure no? No, perché tu sei un povero, tu ti fai i libri da solo e mia figlia che è sistema... Cioè, la anticapitalista che tutti i mesi prende 30.000 euro dalla BCE. E quindi io ho pensato, ma io come la finisco la mia vita? La finisco così? E cosa ti sei risposto? Cosa ti sei risposto? Mi sono risposto che la mia vita non è esistita, cioè che anche professionalmente uno può fare il meglio che può per 30-35 anni, poi si ritrova questo, è stato tutto inutile. Allora, quando tu mi fai vedere i pupazzi di Carmencita, Amore mio, eccetera, mi viene come una malinconia dolce, straziante, perché dicevo, averlo saputo prima, io rimanevo lì a 10 anni, oppure mi ammazzavo. Allora, c'è Loredana ci scrive, poi andiamo avanti nella nostra conversazione, perché comunque Loredana ci scrive via WhatsApp al 34067090659: siete commoventi, io a Natale sono andato a cercare la vecchia pubblicità della Coca-Cola con i giovani che si dondolavano cantando, non era Natale senza quello spot, grazie per questo ricordo di Carmencita. Poi abbiamo un audiomessaggio che ovviamente non ho sentito, quindi lo sentiamo insieme. Paolo da Brescia, Max del Papa e Cainarca, siete due grandi, continuate così, non date ascolto a queste persone qua che scrivono articoli solamente per proteggere delle persone che non sono proteggibili. Grazie, ciao. Senti Max, io vorrei tornare poi alla luce anche di quello che ci ha appena detto il nostro amico ascoltatore, poi apriremo le linee più tardi nella seconda parte della trasmissione.
Però vorrei tornare un pochino sulla vicenda di questa signora Salis, no? Se non ti dispiace, perché ci sono un paio di minuti dove per la Feltrinelli lei presenta la sua fatica letteraria. Te ne sei Sì. occupato anche tu, no? Di questa presentazione, di questa roba qua. Quindi sentiamola, poi torniamo al tuo articolo, quello che ha generato quella reazione, diciamo così, scomposta, per usare un bell'aggettivo nobile, simpatico, neutrale, controllato, equilibrato, del papà, del babbo Salis. Sentiamo un po' come si presenta l'onorevole addetta alle cose della casa in Europa, no? Visto che se ne intende, Ilaria Salis. Vipera. È la prima parola che ho imparato in ungherese. Infatti non appena sono arrivata in questura mi sono ritrovata sommersa da delle sonorità che non riuscivo neanche a distinguere, a catalogare. Eppure questa parola, vipera, che continuavo a sentire ripetere, attirava la mia attenzione. Forse perché ero incuriosita dall'analogia con la parola italiana, che suona esattamente nello stesso modo, e pensavo che gli agenti in qualche modo mi stessero insultando, che ce l'avessero con me. Poi invece dopo ore, all'arrivo dell'interprete, c'è stata la grande rivelazione. Vipera in ungherese significa bastone telescopico. Beh, quindi non si riferivano a me, ma a quell'arnese che avevano pensato bene di infilarmi nel marsupio mentre ero ammanettata di fianco al taxi. Sta di fatto che anche nei mesi successivi in carcere per me era molto difficile capire cosa mi succedeva intorno. Eppure quando sentivo ripetere vipera, 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 sapevo che le guardie stavano parlando di me in qualche modo o ce l'avevano con me. La vipera è una creatura spaventosa e anche per questo la scelta di questo titolo, come titolo per raccontare una vicenda in cui mi sono trovata più volte ad affrontare le mie paure più nascoste, più terribili. Ma è anche vero che la paura è un'emozione che ha una funzione conservativa, che ci mette in guardia rispetto a dei pericoli e quindi ci aiuta a sopravvivere in situazioni anche estreme. La vipera è anche una creatura, forse il serpente più che la vipera, è una creatura presente nelle mitologie di molti popoli ed è una figura che simboleggia la metamorfosi, il cambiamento. E quindi ancora la scelta del nome di un serpente per raccontare questa vicenda è molto calzante, perché comunque questa vicenda, diciamo, mi ha costretto ad affrontare, diciamo, quello che è stato il cambiamento più profondo, più radicale della mia vita. Allora, e questa è l'onorevole, come si chiama? Ilaria Salis Costei, no? La quale è stata sommersa da sonorità che non riusciva a catalogare, giusto per dire che non conosceva la lingua ungherese. E soprattutto il bastone telescopico gliel'hanno pensato di infilarglielo nel marsupio la polizia. A me mi pare, come dicevi tu, Max, che questa qui è una cosetta gravina, gravuccia, assai grave. Come la mettiamo? La risolviamo così, visto che questa signora ha un rilievo pubblico, è europarlamentare, rappresenta un'istituzione, e la chiudiamo così questa storia? Che la polizia ungherese gli ha infilato il bastone apposta per incolparla dentro nel marsupio? Non mi pare che possiamo chiuderla così, però mi pare che non ne parla nessuno. Ecco, qui ci sono diverse cose che vanno dette, e vanno dette. È il mio mestiere quello di dirle, il nostro mestiere. Allora, questa è una cosa gravissima, e se veramente la polizia ungherese ha fatto così, deve essere proprio tutta l'Ungheria a essere messa sotto processo. Deve essere fatta fuori dall'Europa, cioè, siamo ai livelli proprio delle dittature più infami. Ma neanche della Repubblica delle Banane, no? Sì, siamo lì. Neanche delle banane, però va approvata. Non può un parlamentare europeo dire una cosa del genere e tutto quello che ne consegue è che suo padre dice che io sono povero. Bisogna motivarla questa cosa, anche perché il padre diceva tutt'altro. Diceva che lei gira col martello, col manganello. Quindi devono spiegare. Al di là di questo, questa è una strategia, questi sono i filmati che fa Feltrinelli per lanciare un prodotto, per lanciare un autore. Quindi siamo in piena attività autopromozionale, capitalistica. Non c'è niente di diverso, a parte i mezzi, non c'è niente di diverso. No, scusami un attimo se ti interrompo. No, non volevo interromperti, però interloquire. No? Se ti sto interrompendo, frenami, perché volevo farti finire prima il discorso. La dico dopo, dai, scusami Max. Prego. Che concludi perché mi è venuta in mente una cosa, ma me la segno, quindi perdonami. È Chiara Ferragni coi pandori.
Cioè, invece di mettere il top con la panza di fuori, tipo a Scatasuna, ne hanno messo questa camicina tutta stinta, quasi vittimistica, quasi dimessa. Vabbè, questa non sa parlare, c'ha queste larghe come padelle, brianzole. No, vabbè, c'è il gobbo davanti perché si vede che muove gli occhi per leggere. Non dice niente e vabbè, si vende le sue prigioni. Quindi siamo in strategia promozionale, siamo in strategia capitalistica, vendo il prodotto, vendo me stessa. Come la vogliamo mettere questa cosa qua? Questa è la rivoluzione proletaria, marxista, per i poveri. È un'attività commerciale, non c'è niente di male, però se una persona va in Parlamento europeo e ci va perché ha avuto delle condanne, cioè la sua unica merito è quello, allora io traggo una conclusione. Per essere un rappresentante delle istituzioni somme, italiane e internazionali, devi avere delle condanne, devi avere comunque quello che chiamano il passato controverso. Adesso ci arrivo il perché. Passato controverso, cioè tu sei lì perché sei accusata di tentato omicidio, a sprangate. Se è vero quello che dici, cioè che tu sei Madre Teresa, che tu non hai mai avuto un manganello tra le mani ma te l'hanno messo, oltre al fatto che la polizia ungherese è una dittatura da banane, e allora devi dimetterti, perché tu sei stata eletta per quel merito. Già. Sei stata eletta per tentato omicidio. Quindi io, i miei soldi, io ho contribuisco con le mie tasse a pagarti 30.000 euro al mese perché tu ufficialmente sei accusata di tentato omicidio. Se tu mi dimostri che questo non c'è, il tuo merito viene meno. Il tuo merito viene meno. Non meriti di essere al Parlamento europeo se non hai cercato di uccidere qualcuno. Questo è il fatto. Fabrizio Corona ha preso 13 anni di galera per 73 capi di imputazione. Ricatta tutti. Adesso sta rivoltando nella merda e nella fogna con il Ferragnez. Lui ha detto, io fra un anno faccio un partito, posso avere 10 milioni, posso andare anche a fare il Presidente del Consiglio. Una boutade è un pregiudicato a 13 anni. 13 anni si danno ai narcotrafficanti, 13 anni si danno ai capi mafia. Lui più o meno li ha scontati a singhiozzo e dice, io merito la politica. Palamara, che è stato coinvolto nel più grande scandalo giudiziario della Repubblica, cioè si vendevano le carriere, si vendevano il culo, e di Salvini dicevano è innocente, non ha fatto niente ed è per questo che lo dobbiamo distruggere. Palamara, che ha pagato per tutti, uscito dalla magistratura, ha fatto un libro, eccetera, eccetera, e ha detto, ha fatto un partito. Io vado in politica. Su quale basi di merito? Queste. La TikToker Rita De Crescenzo, che ha riempito Roccaraso con 12.000 persone, eccetera, è una figura, come dicono, dal passato controverso. È finita in galera per spaccio, ha rivendicato lo spaccio, è stata assolta da un'accusa di associazione criminale di stampo camorristico, ha avuto episodi che non si capisce bene, aggressioni. Ci sono le sue interviste alla 7 di 5 anni fa che diceva qui spacciamo tutte quanne perché qua se no non si mangia, e gli hanno tolto i figli, gli hanno dati agli assistenti sociali e c'è una cosa brutta perché i figli non vanno toccati, io posso spacciare ma tutti spacciamo, e che vuol dire? Questa qui oggi è accreditata di far invadere Roccaraso da 12.000 conterranei, no? La magistratura ha subito aperto un fascicolo non su di lei, ma su riciclaggio, perché 12.000 napoletani sono andati a Roccaraso gonfi di banconote sporche, riciclate, finte, vere, da 20 euro, pagavano tutto con le 20 euro, o caffè, gli ski pass, il merchandising, le cose, e questa dice, io posso fare quello che voglio, io posso invadere ogni paese, dopo Roccaraso vado a Ovindoli, e ha detto, io mi propongo come nuovo ministro del turismo. Vabbè, può darsi pure che dopo la Santanchè sia un miglioramento, io non lo so. Però lei ha detto, con i precedenti che ha, con la vita che ha, io voglio fare il presidente il ministro del turismo. Allora ecco perché poi uno dice, ma io che cosa ho fatto della mia vita? Noi che cosa abbiamo fatto? Quindi, ecco, devo vedere la Salis che fa la Ferragni, Rita De Crescenzo fa la Ferragni,
tutto un giro torbido, non si capisce bene, condanne. Questa c'ha 4 condanne definitive, la Salis. Deve 90.000 euro all'Aler. E il padre viene a dire a me che sono un povero. Sì, io sono povero, perché ho sempre vissuto della mia povertà. È sempre meglio che vivere di condanne, di essere pregiudicati e soprattutto di cambiare completamente, di fare il voltafaccia. Perché io me li ricordo i tweet di questo qua prima. Ce l'aveva con Fratoianni, voleva... E adesso Fratoianni gli ha candidato la figlia. È come Gino Cecchettin, da una parte all'altra. Io non mi oriento in una situazione così. E quindi la vita è tutto un fallimento per me. Allora, ti giro il messaggio di Luigi da Treviso. Carissimi coetanei, buona giornata e grazie per Paulista che mi ha fatto tenerezza e sorridere, perché mi sono rivisto anch'io bambino davanti a quel vecchio televisore che conservo ancora in soffitta. Un abbraccio a voi due, scrive Luigi. Walter, quello che abbiamo vissuto è nostro e noi sessantenni, una roba che non avrei mai immaginato di dover sentire, dobbiamo esserne orgogliosi. E ancora un messaggio con caro Max, l'unico che si deve ammazzare è il papà della vipera per avere una figlia così. Un abbraccio. Questa naturalmente è tutta una metafora, sia ben chiaro. Ammazzare mediaticamente. Max e Giulio, un vero piacere ascoltarvi, scrive Battista e Luca da Brescia. Un abbraccio al grande Max. Il passo da vipera bastone a vipera animale è breve. Cicciolina Docet. Ascolta Max, facciamo che anticipiamo un attimo la pausa delle 10:30, poi apriamo anche le linee telefoniche. Intanto però volevo segnalare anche un po' di articoli che hai scritto in questa settimana, che è stata una settimana bella densa, bella tormentata per 1000 motivi che privatamente conosciamo. C'è una cara ascoltatrice che chiede se puoi lasciare anche una mail, eventualmente una mail alla quale può scrivere anche il pubblico, o se è possibile averla. Sì, la tua. Ma la mia sta dappertutto, comunque è molto semplice, maxdelpapa@gmail.it. .com. Mi scatta la sindrome Pellegrin qua, .it. La sindrome del blog, che è una cosa diversa. Allora, hai detto Max del Papa? @gmail.com. Benissimo, così la nostra carissima ascoltatrice può scriverti perché aveva manifestato il desiderio di farlo. Il problema sono i decerebrati creati dalla sinistra che votano per inerzia. Poi questo io non lo so, scrive un'altra ascoltatrice ancora, se si tratti di decerebrati o altro, perché insomma il cerebro credo che ce l'abbiamo un po' tutti. Poi c'è anche una questione, non lo so, di incrostamenti ideologici, fa niente, andiamo in pausa che è meglio, mi sto incasinando da solo e ci sentiamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia in questo momento. Chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis d'olio novello straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu è sempre a galla. Allora, rieccoci, confortati dalle certezze come l'olio buono che va sempre a galla. L'olio buono viene sempre a galla, si spera. Molto spesso non è così. Comunque, apriamo le linee telefoniche. Chi vuole intervenire può farlo, 02 92 94 7222.
Paulista e Carmencita e Caballero hanno avuto un successo strepitoso. Questo ha un significato, come dicevi tu prima, forse, Max, no? C'ha un senso questa roba qua. Sì, no, qui devo dire una cosa proprio che mi brucia, cioè mi urge. Io sono cresciuto, te lo dico sempre, rompo le balle a tutti, in un posto a Lambrate, fronteggiava Piazza Gobetti. Erano 3 palazzine chiuse collegate da non era un giardino, era un fazzoletto di cemento. Siamo cresciuti lì per anni, in tanti. E in quegli anni, negli anni di Paulista, io poi sono rimasto in contatto con alcuni purtroppo non ci sono più, altri ci sono, di tutti i generi, si sono sposati, hanno avuto figli, hanno avuto famiglie. Qualcuno ha anche avuto fortuna nella vita, è diventato, adesso non importante, è diventato, come si dice, è diventato famoso in televisione, eccetera. Io ho chiesto a tutti, qual è il tuo momento più bello che hai avuto nella vita? E tutti, quando eravamo in quei 4 metri quadrati di cemento. Non ho più avuto una cosa così, coi figli, coi mariti, con le mogli. Vuol dire che Paulista era qualche cosa. Non è solo un fatto di nostalgia. No, infatti. Era un modo di vivere magico per noi che abbiamo 60 anni ed è per questo che la gente adesso ci scrive. Era un modo di vivere che non tornerà più. No, non è solo nostalgia per il fatto che eri bambino, avevi 10 anni, eccetera, eccetera. No, non lo credo anch'io, non è questione di nostalgia. È questione di humus, di contesto, di aria che respiri, di sensazione, di... non lo so come chiamarla, quello che dici tu, insomma. Ci siamo capiti, no, Max? È questo, è esattamente questo. Cioè, era tutto bello. Cioè, noi stavamo chiusi lì perché fuori c'erano le Brigate Rosse che sparavano, però era tutto bello, bastava un mangiadischi. Non voglio fare la nostalgia dell'archeomodernismo. È che quando alla sera c'era Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, che ne so io, il sabato sera aveva un altro senso. Adesso c'è sta la Lucarelli con le palette. Io non pensavo che la vita sarebbe migliorata. Invece poi da un certo punto in poi la china ha cominciato a discendere. Noi adesso abbiamo l'intelligenza artificiale che ci può inventare noi stessi che scaliamo una montagna o che facciamo una strage, ma questo non è bello, non ci interessa, non ci serve. Manca la poesia. Abbiamo Max 2 telefonate in attesa, lo 02 92 94 7222 e un paio 3 messaggi che poi leggerò. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono il zappatore che saluto mister Chiavata. Allora, sempre. Buongiorno Mario. Allora, no, ma io avevo un problema culturale, scusate se insisto, sarò fissato. Cioè, l'altro ieri mi sembra di vivere nella Repubblica Partenopea. Io non so, consiglio a tutti di andare in montagna a questo punto, di resistere perché chiedere l'indipendenza. Ma vi pare normale che l'altro ieri in TV su 3 canali nazionali 2 erano appaltati a Napoli? Sul secondo canale facevano praticamente un programma di comici solo napoletani, si parlava Ciro Di Martina, e sul terzo c'era Mario Merola tra mito e leggenda. 1 ora e mezza di esaltazione di Mario Merola con tutto il suo repertorio, praticamente un inno alla legalità e all'ottimismo, no? Carcerato, chiamate Napoli 081, i so carcerato e mamma mor, e poi c'era lo strappatore e tutte quelle. Allora c'è praticamente 2 reti su 3, poi tu vedi la pubblicità, il Cide Paz, e quello è napoletano. Tu guardi i programmi TV e sono solo programmi napoletani, è Mina Settembre, Giorgier e cosa, e poi tu guardi la marca di una nota auto, è napoletana, la canzone sotto napoletana. A questo punto a me viene veramente l'idea, poi non è anche... Sempre Napoli, paesa. No, ma è un fatto di colonizzazione culturale della TV di Stato. Ora Napoli quanto fa? 1 milione, 1 milione e mezzo di abitanti. Ma vogliamo tutelare gli altri 58 milioni di italiani che non sono napoletani? Io vi racconto un aneddoto e chiudo.
20 anni fa mio fratello andò in vacanza a Sorrento con la moglie, morta, poveretta, buonanima, va bene, a Sorrento, quindi 30-40 km, e andarono a mangiare in un noto ristorante. Questo ristorante, parlando lì col padrone del ristorante, diceva: ma poi mio fratello diceva: ma voi sabato e domenica siete aperti? Dice: no, noi sabato e domenica firme chiuse perché arrivano i napoletani. Cioè a Sorrento avevano il terrore, chiudevano i locali perché il sabato e la domenica arrivavano a Salerno, è tutta un'altra vita, un'altra mentalità. Quindi è un problema proprio prettamente napoletani. Allora, poi ti faccio un regalo, Mario, tra poco, perché dobbiamo passare, grazie, intanto l'altra telefonata. Chiamate Napoli 081. Certamente, grazie Mario, poi lascio la parola naturalmente anche a Max, però abbiamo una o due, non ho capito, 2 telefonate, quindi le passiamo tutte e 3 in fila dopo Mario. Pronto? Pronto, sono io? Buongiorno. Buongiorno, ciao Giulio, buongiorno a Max del Papa, che io ammiro, apprezzo, inutile dilungarci, condivido ogni sillaba che ha detto, anch'io mi trovo nella vostra situazione, pur avendo qualche anno in più, ma con lo spirito sono ancora più giovane, io ho decina di anni in più, voi siete sulla sessantina, no? Se ho ben capito, giusto? Sì. Esatto. Io un decina in più, ma come spirito è ancora prima. No, io mi ritrovo perfettamente nella canzone di Giorgio Gaber, Un'arte in estinzione, ma non mi cruccio più di tanto, perché ormai la mia vita l'ho fatta, mi sono sempre comportato bene, per cui me la sono presa nella giacca, ma sono contento così. Io ho le mie cose e soprattutto la mia stima per Max è aumentata quando mi pare in sottofondo ho sentito abbaiare, giusto? C'era lei ha un cagnolino o qualcosa? Certo, sì. Benissimo, io anche. Posso dire, senza sconfinare in facili animalismi, eccetera, che forse noi ci dovremmo riferire a questi esseri che sono, se non altro, nella loro purezza, nella loro ingenuità, conservano per sempre, dal primo all'ultimo momento della loro vita, nei nostri riguardi, amicizia e amore. Sono le uniche persone, le uniche creature che continuano imperterrite a donarci queste cose. Comunque Max, ho sentito la sua mail, ci sentiremo, le manderò anche qualche mia creazione, una delle tanti motivi in cui mi sfogo contro questa società. Va bene. Arrivederci. Grazie. Allora, un'altra telefonata, poi poi facciamo l'omaggio a Mario e poi lascio la parola a Max. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio. Buongiorno Fabrizio. Allora, intanto la mia solidarietà a Max, perché ad ascoltare quello che ha detto il papà della Salis veramente mi sembra di essere entrato in un mondo da incubo dove le buone maniere, l'educazione e il rispetto non esistono più. Esiste questa prevaricazione, questi arrivisti che arrivano senza arte né parte, senza dignità, senza morale, che prendono questi posti, no? E poi da lì via, fare soldi, fare la vita comoda. Comunque niente, io volevo dire una cosa, anch'io ho la nostalgia degli anni 70, cosa volete che vi dica? Quello che mi colpisce per esempio della pubblicità, al di là del piacere immenso di sentire la Carmencita e Miguel e tutti gli altri caroselli che mi hanno accompagnato, quello che mi accorgo è che lì c'era una ricerca del miglioramento, del portare le cose belle, questi creativi, no, questi registi cercavano di dare il meglio di sé, e ce lo davano, non lo so, negli anni 70 e 60 la gente si impegnava a migliorare la propria condizione e a migliorare, a fare bene quello che faceva. Io adesso quando guardo la pubblicità o guardo qualsiasi cosa in TV, specialmente italiana, la trovo deprimente. Se voi guardate le pubblicità di Bisio, di quella gente lì paraculata di sinistra, sono di una noia mortale. La prima cosa che pensi, dici no, io quella roba lì non la compro perché l'ha pubblicizzata lui, perché mi deprime, non mi piace, e capisci che non sanno fare niente, sono lì solamente posticci. Ecco, a me quello che dispiace è che un po' nella nostra società si sia perso quel piacere di creare, di migliorare, di fare le cose giuste. Ecco, a me sembra tutto una cosa così falsa al giorno d'oggi. Comunque vi capisco e vi voglio bene. Ciao. Allora, Max, ti lascio subito la parola, però se sei d'accordo facciamo un piccolo omaggio al nostro Mario. Senti qua, anzi guardate qua e sentite qua, ve lo ricordate di sicuro. Signore e signori, buonasera e benvenuti ancora a Tribuna Politica. Il tema di questa sera è il seguente.
È meglio avere come vicino di casa un napoletano o un deposito della monnezza? Ne parliamo questa sera con l'onorevole Carmine Rotunno della Liga Lombarda. Buonasera. Buonasera. E con l'onorevole Michele Ramaglia della Lega Veneta. Buonasera onorevole. Buonasera. Onorevole Rotunno, dunque è meglio avere come vicino di casa un napoletano o un deposito della monnezza? Assolutamente la monnezza. Anche perché noi non siamo razzisti, noi della Liga. Sappiamo esattamente che il napoletano dentro è come tutti gli altri esseri umani. Te lo ricordi, Max? La tribuna politica moderata da Stefano Sarcinelli con Giobbe Covatta e Francesco Paolo Antoni. Era chiaramente una presa per il culo della Lega, ma vista oggi suona quasi simpatica. No, non so, forse mi sbaglio io, però insomma è così. E sicuramente avrà fatto piacere al nostro Mario. Che ne dici, Max? Quella lì era una presa in giro per la Lega, ma soprattutto era un servizio che si faceva nel PDS, perché insomma bisognava in qualche modo, no? Si fa militanza. No, io sento Mario e vedo che mi accorgo che siamo passati dalla colonizzazione, sai, americana alla colonizzazione napoletana. Cioè, siamo passati da Donald Trump a Rita De Crescenzo, la TikToker. non lo so cos'è questa. Sì, no, poi noi ridiamo, ma poi c'è il riciclaggio della camorra e quindi è un altro paio di maniche, diciamo. No? È una cosa, va avanti per riciclaggio, quella roba lì a Roccaraso. E aveva ragione quell'altro ascoltatore, cioè c'era tutto un gusto diverso di fare le cose, di fare televisione, di fare pubblicità. Ma perché non c'erano tanti mezzi, adesso troppi mezzi, fa tutto da troppa tecnologia, mettere questi creativi a fare gli spot con i mezzi che hanno è come mettere un bambino in una pasticceria a fare digestione, non ne salti fuori, quindi non funziona più la testa. E poi c'è questa cosa che adesso ormai bisogna fare tutto woke, per cui bisogna, oltre ad essere schiavi della tecnologia, bisogna essere schiavi anche di questa ideologia che peraltro sta finendo, però ancora ci sono i colpi di coda, perché è vero che è insulso, è vero che non sa di niente, è per quello che dico, ma non c'è più entusiasmo, non c'è più modo di appassionarsi a niente, perché ci si poteva appassionare anche a un carosello, perché no? È vero che il PC voleva abolirlo e ci è riuscito, però all'epoca no, era una cosa che invece aveva un suo senso. Allora, ti giro un po' di messaggi, poi ci sono ancora telefonate, un bel po' di messaggi, telefonate 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire. Allora, messaggi, Simone di Varese, e dove lo mettiamo Super Faust, l'insetticida, un altro spot dell'epoca. Spot, non si chiamavano spot, si chiamavano... E Black Macigno? E Black Macigno, che era il protagonista mitico della puntata precedente. Grazie Loredana, che saluto e ringrazio, ci ringrazia per la mail. Poi Meloni proponi a Trump, scrive Maurizio, di dare le spiagge di Gaza ai romagnoli che perderanno le loro per l'europea Bolkestein. Non essendo palestinesi, sapendo lavorare, le faranno rifiorire. E ancora Giacomo da Bergen, finalmente uno che ha le mie stesse idee. Napoli ovunque, che palle, scrive anche Giacomo. Mentre Alberto, buongiorno, ma secondo voi la vicenda Al-Masri a chi importa? Ai sinistri grillini che non avendo argomenti pensano a un ribaltone aiutati dai soliti magistrati? E questa è una vicenda della quale ci siamo occupati anche in questi giorni. Dopodiché abbiamo un altro messaggio. Buongiorno, ho 78 anni, rimpiango il periodo di quando ero piccola e poi giovane, perché subito dopo la guerra c'era la voglia di ricostruire. Noi bambini eravamo sereni, vivevamo anche da soli perché i nostri genitori lavoravano, però le persone che rimanevano a casa ci guardavano. C'era un altro spirito che adesso i giovani non riescono neanche a pensare. Poveri giovani e viva la mia gioventù, scrive questa ascoltatrice. Paolo da Valenza, non ho mai sentito una persona descrivere i tempi che viviamo in modo così chiaro e reale. Penso che Max del Papa sia un, virgolette, pensiero che bisognerebbe promuovere di più. Saluti e salute da Paolo da Valenza. Rebecca, quindi non è Napoli e Roma. Uno che ci vede da fuori potrebbe dire, quando non è Napoli è Roma, anche a me è venuto in mente questa cosa qua, perché se non è Napoli è Roma. Uno che ci vede da fuori potrebbe dire, ma l'Italia è tutta lì? Si domanda Rebecca. Poi ce n'è uno su Mattarella, ma lo leggiamo dopo, anche perché tu hai scritto un articolo, e qui torno
a quello che hai prodotto in questa settimana, che hai scritto in questa settimana, il 31 gennaio per la verità. Hai scritto un articolo, non è proprio questa settimana, ma insomma è fresco comunque, perché hai scritto un articolo fenomenale su Mattarella. Su nicolaporro.it lo trovate. È stato molto gradito, cioè no, dai lettori sì, ma insomma Beh, in no. giro è stato molto gradito. No, hai osservato delle cose che non si permette di dire nessuno, no? Come quella cosa di prima, a me è veramente una cosa che brucia terribilmente. Allora, c'è questa signora eurodeputata di cui abbiamo parlato prima che dice: mi hanno infilato il manganello nel marsupio per farmi fare la galera sostanzialmente, no? Per un'accusa ingiusta, un'accusa gravissima, è un'eurodeputata. Il papà diceva il contrario, no? Che lei ne andava in giro con sto manganello per difendersi perché c'erano i fascisti. Allora, chi dei due ha ragione? Tu lo fai notare, fai una cosa, permettimi, banale, no, Max? Ovvia. Sì, la banalità di quello che dovrebbe essere il nostro mestiere. Tra l'altro, questo bastone telescopico lì a me mi ricorda, sempre parlando della nostra epoca, mi ricorda il supereroe Daredevil, sai che essendo cieco c'aveva quel bastone, un po' te lo tirava addosso, un po' ci si arrampicava. Ilaria Salis è come Daredevil, è un personaggio di Stan Lee. No, ma se tu fai notare questa cosa qui elementare, allora sei un poveretto che scrive per i giornalucci, sei un cretino, un deficiente, ma io non lo so, cioè veramente... Io ringrazio i lettori, però della solidarietà, però ho idea che la solidarietà ci avrebbe più bisogno questo qui. Credo anch'io. Comunque c'è una telefonata, pronto? Sì, buongiorno, sono Angelo di Parre. Bergamo. Buongiorno. A proposito di Mattarella, che nessuno dice, io non ho niente da rimettersi, per cui ne parlo chiaro. Dopo Napoletano, tutti i Presidenti della Repubblica sono in quella maniera. Mattarella, addirittura, per me, è una truffa totale, nel senso che ha fatto il Presidente la prima volta, ha detto, oh sì, votate, sappiamo da chi. La seconda volta, no, c'erano i PD e i 5 Stelle che hanno vietato, quando si è visto che si rischiava di mandare su la Casellati, di entrare a votare, e voi l'avete detto e anche scritto sui giornali, però non ne ha parlato più nessuno, di entrare a votare perché avevano paura di franchi tiratori. Per cui Mattarella, che adesso continua a intervenire anche quando non dovrebbe, è frutto di tutto questo. Buona giornata e complimenti a tutti. Grazie. Ti lascio subito la parola, Max, perché tu hai fatto questo articolo, per me lettore, prima di tutto, molto, molto bello, è tutto da leggere, lo consiglio caldamente a chi non l'avesse ancora letto, ma come dicevi tu, è piaciuto molto questo articolo perché ti sei permesso di fare un'operazione simile, diciamo, a quella del bastone telescopico di Ilaria Salis, cioè dire qualcosa che si può constatare, che si può vedere, no? Che è ovvio, che è sotto gli occhi di tutti, che c'è un inchino continuo, costante, patetico e marcio nei confronti di Re Mattarella. Questo, diciamo, tutelando l'onore e il prestigio dell'istituzione, Presidenza della Repubblica. Ma nessuno può impedire di constatare cose evidenti e ovvie rispetto a chi quella istituzione la incarna via via, no? Momentaneamente, perché un conto è vilipendere il Presidente della Repubblica in quanto istituzione. Un conto è dire di Mattarella le cose che vanno dette, che sono sotto gli occhi di tutti, che sono evidenti, che sono chiare, o no? Perché questo è il punto. Siamo sempre al bastone telescopico. Se tu fai notare una cosa chiara, evidente, che c'è un fatto, non stai facendo nessun attacco, e invece appena tu ne parli, fuori dalla vulgata, giustamente come tu scrivi, basta pochissimo per diventare subito un infame, uno svergognato, un sovversivo. Non va così semplicemente non va, no? 35 anni dopo, se fai il mestiere perché lo devi fare, perché sei costretto a dire le cose, passi in fama di mascalzone, sei un infame. E questo mestiere vuol dire che deve basarsi solo sulla geografia, sull'esaltazione, oppure sul killeraggio, ma sempre killeraggio relativo, cioè essere assoldati per sparare. Se tu dici, ma insomma io non capisco come mai questo qui si fa 2 settennati, 14 anni, per quale ragione, per quale... Cioè, questa è esorbita dalla Costituzione. Ho capito che dovevano tenere lui, dovevano blindarlo,
perché questo qui ha garantito il fatto della pandemia. Adesso sta venendo fuori che tutto della pandemia era sbagliato, o era menzognero, o era inutile, o era deleterio, i lockdown, i coprifuoco. Doveva blindare lui perché tutto il sistema c'era dentro. Vabbè. Però mi si dovrebbe spiegare come si fa a dire no, beh, caro Mattarella, il sorriso che protegge il paese. Cioè, queste cose qua non si sentivano neanche ai tempi di Mussolini, il sorriso che protegge il paese. Insomma, io chiedo una cosa perché, non perché sono tignoso, la chiedo perché non posso non chiedermela. Cioè, come si spiega un doppio settennato, 14 anni, al di fuori della Costituzione, e sembra normale a tutti? Com'è? Non è che la posso cavare, caro Presidente, che Dio la conservi e resti ancora per noi. Cioè, qui si ipotizza il mandato a vita. Va bene, ma allora è una Repubblica costituzionale, una Repubblica democratica, oppure è, che ne so io, una monarchia illuminata? Non lo so che cos'è, ma spiegatemelo. Appunto. C'è una cosa che è fuori dalla Costituzione. Questo dice io sono il guardiano della Costituzione. Allora spiegatemi come fa il guardiano della Costituzione a fare una cosa che è fuori dalla Costituzione. Sì. Cioè 10 anni, 12 anni, 14 anni, 21 anni è tutto normale. Ho capito, poi alla Scala gli fanno 92 minuti di applausi, ma alla Scala sono quelli che vanno alla Scala. Sono la elite, sono gli emersi. Non è un fedele Quando specchio. poi leggo i giornali che dicono Mattarella è amato da tutti gli italiani, poi sento queste reazioni, questi messaggi che arrivano qua a Radio Libertà, oppure anche sento la gente, mi scrive, per realtà non mi pare che sia così indiscusso e amato da tutti, è amato dall'elite. Spiegatemelo, no? Allora, c'è Marco da Milano che evidentemente ha preso per buono il post che introduceva la nostra trasmissione sulla pagina Facebook della radio. Era una distopia felliniana. Mattarella, Speranza e Gonu, i Salis e la callida Kate Middleton. Non vi dico niente perché è una storia incredibile. Sergio e Roberto, Speranza e Mattarella in gita notturna per Roma. Succede di tutto e di più e loro finiscono in Inghilterra. Trivaccinati dal dottor Burla, il Chief Executive Officer della Pfizer, assistito dall'infermiera Ursula von der Leyen. Incredibile ma vero. La trovate questa storia sulla nostra pagina Facebook di Radio Libertà. E non ve la svelo perché Marco l'ha letta e quindi diciamo ha tratto le conclusioni. Mentre c'è un'altra, no, 3 telefonate, incredibilmente, ma sono già le 10:52, 3 telefonate e poi i messaggi perché così arriviamo alla conclusione della nostra chiacchierata di oggi. Dove vi ricordo tra l'altro un'altra cosa, il giornale d'Italia, in questo caso .it è giusto, il giornale d'Italia.it, perché lì trovate anche gli ultimi articoli a proposito di Kate Middleton, di Speranza e della questione delle vittime del vaccino di Max del Papa, così come su nicolaporro.it. Gli ultimi articoli li trovate lì, non vi dico altro perché sono tutti articoli interessanti che ci consentono un pochino di mettere ogni tanto qualche punto sulla I. C'è anche un bell'articolo su Paola Egonu, oltre che una vicenda, anche questa istruttiva, no? Da paladina dei diritti a reietta, quella di un attore che diventa attrice trans, cancellata da Netflix perché hanno scoperto che in passato ha scritto cose islamofobe e altre cose poco simpatiche, poco in linea con la cultura woke, col correttissimo, con il politicamente correttissimo. Però ci sono 3 telefonate, le sentiamo subito. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Caro Gianni, buongiorno. Un abbraccio fraterno a Max, è un grandissimo scrittore del cuore e del pensiero, proprio come dovrebbe essere, in scioltezza. È veramente bravissimo Max, c'hai un dono di natura tu. E soprattutto ho letto ultimamente anche l'articolo su il caro Mattarella che ha lo sguardo sorridente. Io tempo fa, Giulio, ti avevo mandato una foto che era agghiacciante, la foto del caro Mattarella quando era al Consiglio Superiore della Magistratura. E volevo dire questo, io ricordo la mia infanzia perché domenica sono 69, quindi più o meno c'è 10 anni di differenza con voi, penso, e era tutta una cosa completamente diversa, si divertiva con poco
in armonia nel nostro dove abitavamo e siamo ancora amici fraterni fra di noi, anche se da tempo che non ci si vede. Era tutta un'altra storia e l'intelligenza artificiale è quella che poi dimostra dove stiamo andando, cioè verso la rovina dell'essere umano, purtroppo. E quindi ci teniamo ben stretti i nostri ricordi e ce l'ho sempre presente, perché ci si divertiva con poco. Gianni, grazie. E si sorrideva. Ti ringrazio Gianni, di cuore. Devo passare alle altre telefonate perché il tempo veramente è pochissimo. Chiedo scusa io però, perché è colpa mia, mea culpa. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Dario, chiamo da Valdobbiadene. Prego. Allora, intanto il faceto. Arriva qua la zanzara, morde davanti e di dietro, c'è Super Faust con Piretro e la zanzara è caput. Lo provi e ti ignora. Questo era lo spot del Super Faust. Grazie Dario. Sono del 66. E di quei tempi là ricordo anche tante altre cose. Ricordo Jader Giacobelli, in cui si sapeva bene chi era giornalista e chi era il politico. Sì, infatti. Adesso mi sembra che, a parte qualcuno, non voglio far nomi, Giulio, in qualche trasmissione, tipo l'altro giorno quando ha chiamato il dottor Tarfusser per commentare l'avviso di garanzia a Meloni, ha chiamato una persona estremamente competente per parlare di quello di cui c'era bisogno. Allora io capisco che per tanti argomenti facetti, torniamo a dirlo, possa esprimere la sua opinione chiunque, però quando in tantissime trasmissioni si vedono politici e giornalisti che non si riesce più a distinguere uno dall'altro. Hai ragione. Parlare di contemporaneamente della Salis, di Sinner, del riscaldamento globale, di qualsiasi cosa, e tutti hanno competenza di tutto. Forse se siamo in queste condizioni è perché siamo sommersi da opinioni e non da pareri di persone autorevoli. Quindi ti ringrazio ancora per la trasmissione l'altro giorno e spero che possa la stessa cosa, come fai col dottor Colpani, come fai con tanti altri, un'informazione specifica sull'argomento con qualcuno di veramente competente. Allora, Grazie, ti ringrazio. C'è l'ultima telefonata, colgo l'occasione per dire che poi ve lo annuncerò dettagliatamente, ma i lunedì e i martedì da qui al 25 marzo avremo modo di trattare di una vicenda che voi sapete io ho seguito fin dall'inizio e che considero una pietra di paragone di civiltà e anche di verità e di giustizia. Esattamente come il dottor Tarfusser che ha appena citato il nostro ascoltatore, che se ne è occupato anche lui in questa chiave, vuole verità e giustizia, la vicenda della strage di Erba. Ho sentito gran parte dei consulenti, professori, accademici, studiosi, psicologi, eccetera, che hanno preso parte gratuitamente a questo processo di revisione, alla richiesta di revisione. Hanno fatto del lavoro scientifico, informativo e divulgativo di cui non parla nessuno, ma che è prezioso per la nostra democrazia, questo sì, perché rappresenta la difesa di principi elementari, il principio della non colpevolezza se non oltre ogni ragionevole dubbio, il principio della ricerca della verità e della giustizia. Quindi avremo modo di sentire tante voci molto interessanti che non avete mai sentito praticamente da nessuna parte e che vi proporrò il lunedì e il martedì. Chiudo parentesi, c'è un'altra telefonata e poi una bella caterva di messaggi ancora che riusciamo a leggere in 2 minuti, ce la faremo. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sono io. Telefono da Brescia, sono Franco. Salve Franco, prego. Volevo rettificare, non so se durante questa trasmissione o quella di Semivarin, che Mattarella non era ministro dell'interno al tempo dell'invasione in Bosnia, da quelle parti lì, ma era ministro della difesa. Certo, sì. Sbaglio? Giusto, ha ragione, grazie. Era l'ultima telefonata, la ringrazio. Max, ti leggo velocissimamente alcuni messaggi. Raffaella, voglio dire a Max che al mondo non esistono solo cose brutte, ma purtroppo sono quelle che ovviamente ci colpiscono di più. Fortunatamente ci sono anche quelle belle, sono la maggior parte, basta saperle vedere. Non si abbatta. Anche una piccola luce basta per illuminare una stanza buia, scrive Raffaella. E poi ancora le pubblicità che odio, scrive Mario, sono tra le altre quelle della Unziker e di Ilari Blasi. E aggiunge Marina da Caspoggio, vogliamo parlare di tutti i film sponsorizzati Rai dove la lingua ufficiale se non è napoletano è romanesco, e meno male che gli attori di scarsa qualità parlano in modo biascicato. Un messaggio di 18 secondi, lo sentiamo. Mattarella viene osannato perché assieme a Renzi ha fottuto il capitano Matteo Salvini, il capitano di fregata.
E in più la Lega ha rieletto Mattarella, quindi io vorrei sapere di che cosa state parlando. Vi saluto. Bene, un saluto anche a lei. Mattarella, forti legami con la Francia, come il loro ricovero dei nostri terroristi di sinistra condannati per reati e omicidio, respingimento militare del nostro territorio di clandestini. Certo, tutti i sinistri hanno le loro onorificenze. Come mai Mattarella, dove vivi, non sei il mio presidente? Li leggo come sono, anche senza capire nulla. Mary, se non si cambia Mattarella, la riforma della giustizia sarà impossibile. E questo direi che ha un senso. Ciao Max e Giulio. La firma del No Man in Women's Sport riesce a darvi speranza? Un saluto Carlo. E ancora, ma siamo sicuri che gli occhi siano sorridenti di Mattarella? Gli occhi sono di ghiaccio. E questo era l'ultimo messaggio, sono le 11, ti lascio 0 secondi Max per commentare e salutare, ti abbraccio forte, abbraccio tutti coloro che ci hanno seguito. Sono tutti di questa presenza così massiccia, ma io non è che sono abbattuto, è una riflessione distaccata sul senso del mio lavoro, di quello che facciamo, ma poi certo le cose belle o anche brutte sono altre. Siamo a questo punto, tutto lì, e purtroppo quello che mi dispiace è che credo che non abbiamo ancora visto niente, cioè dai nostri miraggi o sogni di tanti anni fa, che ancora ci portiamo dietro, siamo al nulla di oggi, ma il nulla di oggi sarà ancora peggio fra un anno, 2 anni, Allora. 10 anni. Io non credo che sia irreversibile. Max, siccome si sta avvicinando Sammy Varin con un bastone telescopico nel marsupio che gliel'hanno infilato, ma lui lo sta usando, allora ti saluto velocissimamente. Ringrazio anche Sammy Varin per la pazienza che ha ogni volta. Max, un abbraccio e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito.